Settima e conclusiva corsa dal Savio, confronto per cavalli di 4 anni sulla distanza del miglio. Sono 8 al via, 1 Cienfuegos Laumar, 2 Coriolano Pell, 3 Clarissa Luis, 4 Crystal Dancer, 5 Cico dei Daltri, 6 Claudia Fegg, seconda linea 7 Cesare Augusto DVS, 8 Cazzaniga Light. Favori per Cienfuegos Laumar, numero 1 Antonio Di Nardo, alternativa principale Crystal Dancer, numero 4. In partenza Coriolano Pell veloce, ma lo è più di tutti Cico dei Daltri che va a condurre. Cico dei Daltri in breve supera Coriolano Pell e conduce quindi sulla piegata. Partito con cautela invece Cienfuegos Laumar che segue sesta posizione. Intanto i primi 200 molto svelti, 14 e 6 per Cico dei Daltri. Nella sua scia rimane Coriolano Pell. Poi tutti gli altri a seguire dopo i primi 400 di gara. In terza posizione Clarissa Luis, mentre per corsie esterne si fa luce Crystal Dancer che si trascina proprio Cienfuegos Laumar. Completamento dei primi 600 di gara in 45 e 8. Davanti alle tribune, in vantaggio quindi Cico dei Daltri. All'esterno si impegna Crystal Dancer con in schiena Cienfuegos Laumar. Lungo la corda Coriolano Pell, ancora Clarissa Luis, prende posizione all'esterno anche Cesare Augusto DVS. E intanto gli 800 sono andati via in 1 minuto e 6 decimi, metà della penultima curva, con Crystal Dancer che fa sul serio e attacca con estrema decisione al chilometro in 1:15,4 il battistrada Cico dei Daltri. I due seguiti da Coriolano Pell che ha largo Cienfuegos Laumar, 400 alla conclusione. Insiste, si avvantaggia Crystal Dancer che supera Cico dei Daltri a 350 dal palo, deve vedersela però con Cienfuegos Laumar che scatta al suo esterno. Cavalli al completamento della piegata e in vantaggio si presenta Crystal Dancer, insiste però all'esterno Cienfuegos Laumar che a metà retta si avvantaggia, passa nel finale. Cienfuegos Laumar viene a concludere netto vincitore. Secondo posto per Crystal Dancer che corse comunque molto bene, al terzo Coriolano Pell. 1:13,7 il ragguaglio conclusivo, 28,9 poi 29,1 a chiudere, quindi 58 per gli ultimi 8 e Cienfuegos Laumar viene a vincere. Antonio Di Nardo in sediolo, Gennaro Casillo al training che raddoppiano così in serata. Bel primo piano alla prima uscita per Gennaro Casillo, Cienfuegos Laumar, Antonio Di Nardo a segno in questa settima conclusiva corsa, scuderia Indal e primo piano quindi per Cienfuegos Laumar. È tutto per questo convegno di corse, l'appuntamento è per domani sera, stessa ora.